Siamo con Don Salvatore, il parroco di Tramazza, siamo nella sagrestia della parrocchiale e qui abbiamo un altro pezzo da museo, possiamo dire, un sepolcreto? Sì, uno dei pochi. È un sepolcreto giudicale, nel quale fu sepolta Giovanna, figlia di un giudice di Arborea, morta da bambina piccolina, morta dopo la morte del padre. La scritta, che è parziale, non dice il nome di chi vi fu sepolto, ma continua dicendo De basso iudicis et regis Arboree. Lector amore Dei tu memor esto mei, che vuol dire lettore, per l'amor di Dio ricordati di me. Qui giace Giovanna, probabilmente figlia del giudice De Basso, giudice e re di Arborea. Come sarebbe finita qui in questa parrocchia? Sarebbe finita in questa parrocchia perché il padre di questa bambina morì prima della nascita della bambina e quindi la vedova venne ad abitare qui nella casa dei parenti e la bambina morì e fu sepolta qui nel cimitero di Tramazza, vicino alla chiesa di San Saturnino. Poi fu portata qui in parrocchia e usata in vari modi per lavabo, eccetera. Poi fu portata ad Oristano per una mostra negli anni 50 e fu riportata qui a Tramazza di recente, più o meno 15 anni fa.